In vacanza a Venezia si accorge che gli euro in contanti a disposizione stanno finendo, meglio recarsi da un cambio valuta a rialto per cambiare i dollari in euro, ma il cambio con le commissioni applicate non lo convincono, anzi molto di più, sono a suo parere decisamente insoddisfacenti. La somma ricevuta in euro secondo lui è troppo scarsa e così il turista, un israeliano di 46 anni, decide niente meno di tenere sotto sequestro la commessa, chiudendo entrambi all'interno dell'agenzia di cambio, dopo aver preventivamente abbassato le saracinesche. Il sequestro per obbligarla ad annullare la transazione e restituirgli i soldi. Impaurita e terrorizzata, la povera commessa è stata tenuta sotto sequestro sul suo posto di lavoro per quasi un'ora, riuscendo però a dare l'allarme e a chiamare i carabinieri in un momento di distrazione del folle turista. All'arrivo dei militari che hanno provveduto a riaprire le saracinesche e liberare la donna, il 46enne ha desistito dal suo intento e successivamente è stato condotto in caserma per essere poi denunciato, ma a piede libero.